I trattamenti periodici in ospedale a Castelfranco, poi dopo anni la scoperta shock di aver contratto l'epatite C e la morte avvenuta nel 2015. Il calvario della famiglia di un 62enne e la battaglia in tribunale per ottenere giustizia dal Ministero della Salute. Perché quella epatite era arrivata con trasfusioni infette negli anni '80. L'uomo era affetto da emofilia e aveva bisogno delle somministrazioni di emoderivati. In primo grado il giudice aveva disposto il risarcimento alla famiglia, moglie e figlie del 62enne morto, ma il Ministero ha presentato ricorso invocando la prescrizione del diritto di risarcimento e contestando il nesso causale tra le somministrazioni e il decesso avvenuto 30 anni dopo. Ma la Corte d'Appello ha deciso diversamente. L'evento dannoso si è verificato chiaramente a distanza di molti anni, come spesso accade, rispetto al momento della trasfusione. Ma ciò nonostante la Corte ha ritenuto che l'infezione da HCV, la sua evoluzione successiva in cirrosi epatica, sia stata la causa poi del decesso della persona in questione. Inoltre la Corte ha aumentato l'indennizzo alla famiglia fissato in 580.000 euro. E sono stati quindi rivalutati gli aspetti affettivi, in particolare valorizzando il rapporto moglie-marito. Tutto finito? Non proprio. Ottenere concretamente quel risarcimento non è così scontato. È necessario avviare poi un procedimento avanti al Tribunale amministrativo regionale che condanna il Ministero a dare esecuzione alle sentenze divenute definitive. Un percorso tortuoso che spinge a domandarsi perché il Ministero contesti una vicenda acclarata e drammatica che ha segnato per sempre una famiglia. È un dato piuttosto consolidato, quello secondo cui il Ministero non ottemperi spontaneamente al pagamento di sentenze definitive, costringendo chiaramente a dei ricorsi amministrativi con un conseguente aggravio di oneri, di spese a carico dell'amministrazione.